Stando alla comunicazione mediatica e alla politica, in Italia siamo ancora molto lontani da una situazione di parità tra donne e uomini, dove naturalmente il genere più svantaggiato è quello femminile. Eppure, solo per fare qualche esempio, per anni l'età pensionabile è stata inferiore per le donne rispetto agli uomini, sebbene le prime sopravvivano ai secondi in media una decina d'anni in più e in genere svolgano lavori meno usuranti. Non c'è parità nemmeno nei tribunali, è accertato da anni di confronti che a parità di reato una donna ottenga pene di molto inferiori a un uomo, sempre che venga indagata e poi incriminata, cose che quando si tratta di un uomo sono pressoché automatiche e rapidissime. La disparità di trattamento a danno degli uomini è pressoché sistematica poi nei casi di separazione e affido dei figli, dove la maternal preference, concetto quanto mai arcaico, ancora la fa da padrone nelle sentenze, spesso anche oltre ogni logica. Nei casi di violenza domestica una donna ha decine di possibilità di trovare gratuitamente assistenza, sostegno, aiuto, protezione, il tutto a carico dello Stato. L'uomo non può rivolgersi a nessuno, se non a pagamento. I centri antiviolenza, per loro policy, non accettano clienti maschili. L'uomo vittima di soprusi e violenze, insomma, è lasciato da solo. Nell'assistenza e nella prevenzione sanitaria ogni attenzione e gran parte delle risorse sono riservate a patologie tipicamente femminili, cancro al seno o al collo dell'utero. In giro per l'Italia ogni ospedale ha interi reparti dedicati alla ginecologia. All'andrologia o urologia è già tanto se viene dedicato un ambulatorio condiviso con altre specializzazioni. La donna che pur partorendo non vuole tenere il figlio per qualsivoglia motivazione può abbandonarlo in pieno anonimato in qualunque ospedale pubblico. Di contro il padre ha l'obbligo di essere tale in qualunque circostanza, anche se si tratta di una paternità imposta, ottenuta con l'inganno e non di rado anche se non si tratta del proprio figlio naturale. Per legge, nel caso una donna denunci un collega per molestie, ha diritto a restare a casa per 3 mesi a stipendio pieno, pagato con fondi pubblici gestiti dai sindacati. Una possibilità, per stessa ammissione dei sindacati, cui un uomo vittima di molestie sul posto di lavoro non può accedere proprio in quanto uomo. L'articolo 583 bis del Codice Penale, introdotto dopo il decreto legge 14 agosto 2013, cosiddetto sul femminicidio, punisce con la prigione da 4 a 12 anni chi pratica la mutilazione dei genitali femminili. Ne consegue che, non avendo un articolo specificamente dedicato, la mutilazione dei genitali maschili, la castrazione o la circoncisione, è qualcosa di meno grave. Il che è curioso, visto che nel 2018 ci sono stati 2 casi di morte conseguente a mutilazioni genitali. Entrambe le vittime erano maschi che erano stati sottoposti a circoncisione.